Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro per quanto riguarda retro gaming, retro computing e tutto ciò che ha a che vedere con il retro per quanto riguarda, diciamo, computer e quant'altro. Allora, oggi 24 febbraio 2023, sono le ore 10:30 in questo momento, e siamo in live su YouTube, su Facebook e su Twitch. Ok? Tengo un po' il volume un po' basso del mio cellulare perché come sapete ho problemi con il microfono, ogni tanto si interrompe solo il microfono, il video continua ad andare, quindi con tutto che c'è il ritardo, il buffering, ma non c'è problema. Allora, cosa dobbiamo sballare oggi? Oggi dobbiamo sballare questo pacco che mi è arrivato ieri. Ok? Vedete, un pacco molto ben imballato, e io ovviamente già so cosa contiene. Allora, come sapete, prima di procedere con l'unboxing di questo pacco, mio solito fare una breve introduzione di quello che contiene questo pacco. Allora, è un pacco che ho acquistato dall'amico Giuseppe Di Lillo di edicola8bit.com. Fa parte, diciamo, delle sue ultime produzizioni che hanno visto già 6 episodi delle mie live che riguardavano appunto una retro rivista che era Special Program, che adesso vi farò vedere, diciamo, le copertine di questi volumi. Mi sembra che ce n'è ancora qualcuno disponibile, se volete ancora acquistarlo. Ovviamente trovate le live dedicate ad ogni singolo volume sul mio canale YouTube, quindi andate sul mio canale YouTube, nelle live, nelle trasmissioni in diretta, trovate anche quelle dedicate a Special Program. Questo è il volume 1, come vedete, curato nei minimi particolari, mi pare che sono 600 pagine per ogni volume. Queste sono state tutte rieditate, tutte le pagine rieditate una ad una per raggiungere la qualità massima disponibile per quanto riguarda la ripubblicazione di queste riviste degli anni 80. Ricordiamo che Special Program era una rivista che usciva con cassetta allegata con i giochi per Commodore 64 e ZX Spectrum 48K. Come vedete ci sono scansionate tutte le riviste che sono uscite, anche se uscivano dei giochi scritti in BASIC per il Commodore 64 piuttosto che per lo Spectrum. Ok? Quindi diciamo un'opera mastodontica che adesso andiamo a rivedere insieme. Solo le copertine, vedete questo è il volume 2 Special Program, guardate che belle copertine, e poi l'opera stessa è spettacolare e ci rimanda indietro di tanti anni. Per noi che l'abbiamo vissuta, c'è disponibile anche questo, War Games, ma di questo poi ne parleremo più avanti. Allora, guardate che scansioni e che stampa di qualità è riuscito, diciamo, ad ottenere l'amico Giuseppe. Vedete? Andate su Edicola 8bit dove troverete tutte le scansioni di queste riviste totalmente gratuite sul sito di edicola8bit.com. Mi raccomando, questo è il volume 3 di Special Program, ripeto, un'opera bellissima, guardate, realizzata ottimamente. Guardate poi che bello qui vedere, non so se la telecamera, le pagine tutte colorate fanno sì che le costine siano tutte colorate di conseguenza. Qui si vede ancora meglio, vedete? Perché le pagine sono tutte colorate, ovviamente. Sfogliandole, vedete, sono tutte colorate, e questo fa sì
che l'opera diventi tutta colorata vedendola, diciamo, di profilo. Come vedete ci sono tutte le copertine, guardate, special program, 20 giochi, CBM 64, vedete, ci ricordiamo benissimo la cassetta, lato A Commodore 64, lato B Spectrum 48K. Andiamo avanti col volume 4, ve le faccio rivedere velocemente proprio per fare un, chiamiamolo così, un riassunto e un'introduzione all'opera che andremo adesso a vedere. Vedete? Qui ci sono ovviamente le intro dei giochi, che erano prettamente delle cassette, perché i giochi originali non avevano queste intro così, Vedete, un mondo di alieni, insomma, l'opera merita veramente, per chi come me e come anche Giuseppe ha vissuto questi anni. Questa è un'opera veramente che bisogna avere. Guardate che bello il volume 5, e ci sono proprio tutti i fascicoli che uscivano mensilmente negli anni 80 e primissimi anni 90, diciamo, ma soprattutto questi hanno regnato negli anni 80, quando il Commodore 64, diciamo, veniva venduto con il registratore, il dataset in bundle, cioè quindi c'era il Commodore 64 con il registratore. Quindi praticamente, sfruttando questa cosa, che in ogni caso, innanzitutto il grande successo prima del VIC-20 e poi del Commodore 64, ha spinto quindi queste case editrici ovviamente all'epoca era tutto sul nascere, e quindi anche il concetto di copyright su un prodotto informatico era tutto relativo, e quindi queste case hanno potuto proliferare e pubblicare un sacco di materiale, anche, diciamo, vengono considerati ai limiti della legalità. Guardate che bello, qui ci sono tutte le pagine arancioni dedicate al Commodore 64 e tutte le pagine azzurre e blu dedicate al Sinclair ZX Spectrum 48K. Vedete che qui sono state pubblicate tutte le immagini. Guardate che bello. Questo è il volume che io preferisco in assoluto tra tutti e 6, proprio perché ci sono tutte queste immagini che ci ricordano le intro di questi giochi. Ripeto, solo questi giochi da edicola avevano queste intro disegnate così, molto spesso venivano disegnate col koala pad, qualche volta usando il mouse del Commodore 64, qualche altra volta usando anche il joystick, ma era molto difficile disegnare col joystick dato che avevamo a disposizione già la tavoletta grafica koala pad, quella ce l'ho anche io, e quindi diciamo venivano disegnate prettamente per queste riviste. Ok, queste sono le immagini dello Spectrum, vedete, e questo era l'ultimo numero di Special Program, il volume 6. Ok, fatta questa introduzione dobbiamo procedere all'apertura di questo pacco. Ok, allora vedo che è imballato molto bene e bisogna fare attenzione a come lo apriamo. Ok, c'ho sempre il coltellino rosso, fedelissimo da una vita, coltellino rosso, e io vado subito a tagliare una parte dello scotch, diciamo quella più esterna. Ok, allora questo sarà un po' più complicato da aprire proprio perché c'è tanto scotch, bisogna dirlo, e allora noi procediamo andandolo a tagliare, non c'è problema, si fa tutto. Ok, ci vorrà un qualche secondo in più proprio perché c'è tutto questo scotch. Ok, vedete? Allora,
Ok, una volta tolta questa, qui si dovrebbe riuscire facilmente ad accedere al contenuto andando a tagliare senza rovinare nulla, vedete? Ok, ok, e una parte l'abbiamo aperta, vedete? Con l'ausilio del coltellino e senza andare di fretta si può procedere all'apertura del pacco. Non andiamo mai di fretta, non ci corre dietro nessuno, quindi anche sballare un pacco, se no si rischia poi di rovinarne il contenuto, Ok, coltellino rosso penso non ci serva più. Dentro il pacco c'è sempre un altro cartoncino che evita di rovinarsi al contenuto, ed ecco che andiamo a vedere anno 1 numero 1. Ha fatto un lavoro spettacolare. Special Play Games, vedete, questo è Special Play Games numero 1. Ok, perfetto, ha fatto un lavoro veramente fatto bene. E poi andiamo a vedere quello che poi vedremo domani. Opla, perfetto, in ballo perfetto, Giuseppe. E questo è Special Play Games volume 2, vedete? Ok, questo lo andiamo a vedere domani, il volume 2. Noi attualmente ci andremo a sfogliare insieme Special Play Games volume 1, ok? www.edicola8bit.com, c'è scritto grande, ve lo ripeto sempre, andate a consultare questo sito. Allora, guardate, questa è la copertina del primo Special Play Games, incredibile, 10 nuovissimi giochi che girano sul Commodore 64 e su Spectrum 48K, 32 pagine tutte a colori, una cassetta con 10 videogiochi. Guardate che spettacolo. Direttore responsabile Elio Fantini. Edizione Società Edizioni Internazionali. Tutto speciale, vedete, questo è l'editoriale, L'editoriale, cari amici, è arrivato finalmente in edicola Special Play Games numero 1, la vostra rivista che gira sullo Spectrum grande, quello 48K per intenderci, e sul Commodore 64. Questa è la rivista sorella del Play Games normale per VIC-20 e tutti gli Spectrum, che ormai avete già potuto conoscere ed apprezzare. In questo numero di Special Play Games intendiamo offrirvi le spiegazioni, le foto e la maniera di giocare con i super giochi inseriti nella cassetta. Accanto a queste spiegazioni vi abbiamo voluto dare una serie di listati per il vostro divertimento intelligente, oltre alle principali attività Commodore e Sinclair. In questa prima rivista, infatti, diamo spazio al Commodore Plus 4, un home computer dalle prestazioni eccezionali e già pronto con 4 programmi professionali di tutto rispetto. È stato presentato al recente SMAU, una mostra che per chi abita nelle vicinanze di Milano o in Alta Italia merita senz'altro un viaggio per l'alto interesse suscitato e per il gran numero di novità presentate.
Nella parte finale della rivista abbiamo poi inserito alcuni indirizzi di amici che intendono scambiare programmi e hardware. Buona lettura. Mamma mia. E questo era il primo volume. Mazza, quasi carta fotografica questa. Ovviamente l'impaginazione della rivista ricorda molto Special Program. Ovviamente era fatta allo stesso modo, vedete? Vedete? È molto molto simile a Special Program. Scusate un attimo, voglio vedere una cosa. Allora, allora andiamo avanti. Vedete, qui ci sono altri giochi. Rare 2, qui c'è sta Kangaroo F104-2 per Commodore 64, e di qua la diligenza, vedete, poi Commodore Plus 4, i programmi nel computer. Quindi diciamo che c'è, guardate che spettacolo, ci sono anche delle periferiche qui mostrate, sono delle stampanti. Quella sopra, tutte e due Commodore tra l'altro, non le riconosco perché questa sembrerebbe una 802, però non si legge che modello è. Vediamo se lo dice così al volo, se vedo. No, non vedo word processor, graphics, niente. Vabbè, sono illustrate, ma vedete qua ci sono il drive e il dataset del Plus 4. Ok, allora, caratteristiche tecniche: memoria 64K di RAM standard, di cui 60K utilizzabili in BASIC dall'utente, ROM 32K, ROM standard compresi sistema operativo interprete BASIC, microprocessore 7501 con clock a 0,89 fino a 1,76 MHz, video 40 colonne per 25 righe di testo, colori 121 colori, 15 colori di base con 8 gradazioni più il nero, 7 di caratteri, lettere maiuscole e minuscoli, numeri e simboli, caratteri in negativo e lampeggianti, 7 di caratteri grafici PET Commodore. Display mode, caratteri di testo, grafici in alta risoluzione e in multicolor, testo in schermo diviso, grafici in alta risoluzione e in multicolor, risoluzione grafica 320x200, mamma mia, leggere 320x200 adesso che ci stanno i televisori 8K, cioè, addirittura, vabbè. Comunque, suono, 2 generatori di suono, oppure un generatore di suono e un generatore di rumore bianco, 9 livelli di volume per le 2 voci. Tastiera standard QWERTY a 67 tasti, 4 tasti di controllo di cursore, 4 tasti funzione programmati, che possono essere ridefiniti dall'utente per un supporto fino a 8 funzioni prescelte. Tasti di controllo del colore: tasto Help, 7 di caratteri maiuscolo e minuscolo, 7 di caratteri grafici, pulsante di reset del sistema, tasto Escape, ESC. Input output, user port, porta seriale Commodore, porta per la cartuccia ROM e per unità disco parallela, 2 porte joystick, porta di collegamento per unità registratore C1531, uscita monitor con segnale composito Chroma Luma, input output audio e ingresso alimentazione di rete. Caratteristiche principali: BASIC esteso versione 3.5 incorporato con oltre 75 comandi in grado di pilotare grafica e suono, monitor in linguaggio macchina incorporato con 12 comandi, 4 programmi applicativi incorporati, file manager, spreadsheet, word processing e graphics. Periferiche opzionali: SFS 481 unità disco veloce, C1542 unità disco, C1531 registratore a cassette, MCS 801 stampante a matrice a 7 colori, MPS 802 la stampante a matrice. Avevo detto che mi ricordava l'MPS 802, quella era un MPS 802 nella foto. Quando uno l'ha vissuto le cose, basta anche una foto in bianco e nero, guardate, poteva essere qualunque cosa, MPS 802, io l'avevo vista che mi ricordava parecchio
Poi c'è sta il DPS 1101, la stampante a margherita, letter quality. Abbiamo già parlato in una mia live, mi sembra l'ultima o la penultima live, abbiamo parlato delle stampanti a margherita e delle macchine da scrivere a margherita che uscirono prima delle stampanti. C1520, stampante plotter a 4 colori, l'abbiamo già, io ce l'ho, diciamo, ce l'avevo esposta quando avevo Morena Computer, ce l'ho imballato il 1520. E il 1703 il monitor a colori. Altre periferiche, funziona anche con il 1541, funziona con la stampante a matrice 1526 e con il monitor a colori 1701. Poi ci sta, vabbè, le dimensioni, l'alimentazione, consumo 8,6 watt, costava 975.000 lire più IVA. Questo è il prezzo, guardate. Costo 975.000 più IVA, ok? Quindi quasi 1.000.000 di lire. Vabbè, queste sono tutte le cose che si trovano dentro a questi volumi e che possono essere anche di pubblico interesse. Vedete? Il grande orologio, vedete qui c'è tutto il listato per fare un orologio sul monitor grande, a caratteri grandi. Vedete, questo è tutto il listato per il Commodore Plus 4, ok? Guardate che sono tutti ricordi veramente questi listati che uno si metteva, print, get, go to, for, to, do, if, then, cioè sono tutti veramente, si fa un tuffo nel passato incredibile. Io gliel'ho scritto anche a Giuseppe che tramite queste cose lui mi fa fare un tuffo nel passato, specialmente a me, non so se agli altri che hanno più o meno la mia età. Io sono del 74, classe 74, quindi diciamo ho vissuto in pieno questi anni in cui uscivano queste riviste, guardate, cioè comunque tanto di cappello anche questa volta, perché la stampa è di ottima qualità, si legge molto bene anche per chi è ciecato come me e non si vuole mettere gli occhiali. Io insisto nel non voler mettere gli occhiali, ma tanto prima o poi alla soglia dei 50 sicuramente sarò costretto almeno in lettura a mettere gli occhiali. Adesso mi tocca tenere il libro parecchio lontano dagli occhi, se no non riesco più a mettere a fuoco. Guardate che bello, idraulico e tirannosauro. Poi c'è Quasimodo e Vulcans. Ovviamente qui si giocava quasi sempre col joystick, di qua c'erano i tasti, perché lo Spectrum e i joystick ce l'aveva ma analogici, però per esempio Lunar Patrol, ecco, si poteva giocare col joystick in entrambi i casi. Questo, vabbè, c'era un altro gioco, c'era che Roger e Lunar Patrol. Ecco, questo per esempio Jeep e Cosmopolis si potevano giocare entrambi col joystick, ok? Sia su Commodore 64. Vi ricordo che la parte arancione Commodore 64, parte azzurra Spectrum 48K, come era anche per gli special program, ok? Quindi guardate che è un'opera veramente fatta molto bene, Quindi contattate l'amico Giuseppe Di Lillo su Facebook, oppure andate sul sito di edicola8bit.com e lì trovate e troverete, diciamo, tutte le istruzioni per andare ad acquistare quest'opera. Non so se ancora qualcuno di Special Program, e oltre a Special Program adesso è anche disponibile qualche numero di Wargames, ok? Sta andando avanti stampando anche altre di queste opere, diciamo per i nostalgici come me. Queste opere hanno un alto valore, al di là del valore economico, perché ci riporta indietro a un periodo diciamo molto bello della nostra infanzia, dove ci si vedeva i pomeriggi con tanti amici. Volevo vedere un attimo un'altra cosa. Bellissimo, comunque questa pure è molto bella, questa stampa, ok.
Perfetto, andiamo avanti, pionieri. Qui vedete listati, pagine e pagine di listato che noi dovevamo scrivere e stare attenti a non sbagliare neanche una lettera, se no il programma non avrebbe mai funzionato. Guardate, dati ubriachi, ve l'avvicino, guardate, è scritto piccolo piccolo, ma guardate che listato, voglio vedere, qua è pieno di data, tutti data. Questo semplicissimo, bellissimo programma che gira sul Commodore 64 serve come subroutine in caso di giochi che necessitano di una serie casuale di punti. In altre parole, simula il rotolare di due dadi usando sprite tridimensionali, sì. Usando sprite tridimensionali. Quindi vediamo un po' se dov'è che... Ah beh no, questo lo genererà, ecco, coi POC. Esatto, genera coi POC i dati tridimensionali. Quindi, e poi ci sono tutti i data. Ok, questi servono tutti questi numeri servono per disegnare i dati, ok? Mentre ci sarà la funzione RND random per generare i numeri casuali, poche, set, sound, for C, for fill, gira su 64, però allora, poche, questo disegna tutto, poche, read, read. Io poi quando ero piccolo, pur conoscendo l'inglese, studiando inglese fin dalle elementari, però quando programmavo in Basic io lo vedevo come un linguaggio a parte e quindi invece che dire read o return, per me era return, read, input, print, cioè erano rem, for, cioè, mentre invece le pronunce non sarebbero queste. Vedete, gold bars. Però questo mi ha permesso poi, partendo dal basic, prima del VIC-20, poi del 64, poi andando anche a studiare il Simon Basic, poi andando a studiare quello del Sinclair, poi venne il Clipper, poi venne il DB2, ci furono un sacco di altri linguaggi, però mi ha portato a fare dei programmi via via sempre più complessi, fino all'ultimo che lo feci in Ericsson poco prima di andare via, che era il Music Hub, tutto scritto in ASPIX, linguaggio della Microsoft, girava su Internet Information Server, e avevo fatto un programmone che girava tramite browser internet e gestiva tutti, diciamo, i progetti che venivano gestiti a livello di market unit su Est Europe in Ericsson. Quindi, diciamo, era un programma poi tutto scritto in inglese, così era universale, gestiva, diciamo, una marea, cioè ogni progetto aveva i suoi product manager, poi c'aveva gli ideatori che avevano proposto il progetto, c'aveva i responsabili economici che dovevano approvare il budget, c'aveva una marea di allegati, perché per fare un qualsiasi progetto bisognava presentare tutti i vari schemi, tutte le varie autorizzazioni, tutti i vari, ed era tutto allegato a questi, diciamo, su questo programma gestiva un po' tutto. E ciao Massimiliano, benvenuto in questa live. Sto facendo vedere Special Play Games volume 1 di Giuseppe Di Lillo di Edicola 8 bit. Vedete, poi qui c'era anche la bottega del chip e qui c'era tutto. Chi vendo per VIC-20 5 cartucce, vendo VIC-20 registratore cartucce. In questo periodo, come ho già detto quando ho fatto le live di Special Program, essendo Special Play Games quasi contemporaneo, quasi uscivano negli stessi anni, uscivano negli stessi anni, per diciamo migliorare la grafica, non c'erano diciamo schede video aggiuntive per migliorare il suono, non potevi mettere una scheda audio migliore, no,
Allora, siamo passati tutti quanti più o meno dal Commodore VIC-20 o dall'Atari 2006 o dai vari ColecoVision, Intellivision, eccetera, poi al Commodore 64. Il Commodore 64 ovviamente costava parecchio appena uscito per noi ragazzi, e quindi tutti quanti si vendevano il VIC-20, chi si vendeva di tutto qua, vendesi espansioni, si vendevano tutto, si vendevano, vendo VIC-20, VIC-20, qui tutti quanti che si vendevano il VIC-20, vendo VIC-20, VIC-20, vendo Videopack 700, vedi? Vendo Videopack 700, diciamo si vendevano tutto il vecchio hardware per mettere insieme i soldi per poi accedere a quel budget necessario per acquistare un Commodore 64 quantomeno col dataset e con 2 joystick. Ok? A quel punto, tanto all'epoca poi questi computer che cosa c'erano di bello? Che innanzitutto vabbè, il dataset era compatibile tra VIC-20 e 64 e te lo potevi tenere e quindi ti risparmiavi dei soldi. Sia il VIC-20 che il 64, lo Spectrum si attaccavano al televisore di casa, quindi risparmiava un sacco di soldi anche del monitor, ok? Quindi praticamente quello che tu dovevi acquistare era solo la tastiera. Poi un domani piano piano potevi comprare la stampante, il drive, praticamente come ho fatto io. Io il mio primo Commodore 64 ovviamente aveva il dataset, però io visto che ci metteva un sacco di tempo a caricare eccetera, in pochissimo tempo, dopo pochissimi mesi, andrai ad acquistare il drive 1541, quello grande, e comprai contemporaneamente anche la cartuccia Final Cartridge 2, perché mio zio aveva la Final Cartridge 1, nel frattempo uscì la Final Cartridge 2. La Final Cartridge era già un acceleratore di caricamento di programmi da disco, ok? La Final Cartridge 2 che avevo io aveva anche il tasto freeze per poter poi andare, che ne so, caricavi un gioco da cassetta, facevi il freeze e lo potevi salvare sul dischetto e quindi potevi passare da cassetta a disco un gioco, un programma, quello che ti serviva. Ma non solo, c'aveva tante altre cose, c'aveva il compilatore linguaggio macchina, cioè l'ESMON, quello che chiamava Hexadecimal Monitor, che serviva per scrivere direttamente il linguaggio macchina, che è un linguaggio, quindi andava caricato, diciamo, più che all'interprete, quell'editor che ti permetteva di scrivere i programmi in linguaggio macchina. Ce l'aveva incorporato nella cartuccia e c'aveva anche altre cose, c'aveva dei test stupidi per provare cassette, tastiera, memoria, suono, video. Quindi c'aveva un minimo di tool dentro, incorporati tramite il tasto freeze, e poi c'era anche il tasto reset. Quindi c'aveva due tastini, i tastini erano simili, vediamo se ve lo faccio vedere, ce n'avevo uno qua di tastino, vediamo, no, quelle sono carte, stava proprio qua dentro, eccolo qua, sì, ve lo faccio vedere, dietro c'aveva due tastini così, però me li ricordo erano gialli, i tastini erano questi, stavano dietro alla cartuccia. Bastava premere questo tasto, uno faceva il reset e l'altro faceva il freeze e ti frizzava il gioco e compariva il menu della cartuccia, quindi della Final Cartridge, ok? Il tastino era esattamente questo era messo dietro, ce n'erano due, uno a destra e uno a sinistra della cartuccia, e quindi questa è, diciamo, la mia storia per quanto riguarda il Commodore 64. Poi comprai pure la Action Replay per Commodore 64 e per Amiga 500, poi comprai la Final Cartridge 4, UF, Prologic Revolution, Dolphin DOS, Speed DOS, UF, poi potenziai il Commodore 64 all'inverosimile, ci misi 3 drive esterni, diciamo che mi divertivo parecchio anche con l'hardware, e questa cosa mi portò poi ad essere considerato, sia quando feci, diciamo, il liceo scientifico, perché all'epoca ancora facevo le medie tra un po', e quindi quando ho fatto il liceo scientifico mi piaceva tantissimo andare in sala di informatica dove avevamo gli Olivetti M280, lì programmavamo in Clipper, ok? Questo è un altro numero. Io continuo a farvi vedere l'opera magistrale dell'amico Giuseppe Di Lillo,
Vedete, questi sono tutti i giochi. Ovviamente il pomeriggio passavano giocando e caricando questi giochi che vedete su queste riviste da cassetta insieme al vicino di casa di turno che veniva a casa. Qualche volta andavamo a casa sua, perché poi alla fine piano piano ce lo siamo comprato tutti il Commodore 64, anche chi non ce l'aveva lo comprò. Poi piano piano chi aveva qualche lira, all'epoca c'erano le lire, c'era qualche lira in più, aveva cambiato già il Commodore 64 con l'Amiga 500, e quindi quello c'ha i giochi che si vedono meglio, che sono più belli, e quindi anche l'Amiga 500 si poteva collegare tramite la presa scarta al televisore di casa. Quindi poi c'era sempre chi aveva il televisore più grande, andiamo da lui che c'ha il televisore più grande, c'ha il 28 pollici. Noi tutti quanti lavoravamo, io avevo il 14 pollici, quello della Commodore, quindi di monitor, tra l'altro, che avevo trasformato il monitor in TV, avevo fatto l'inverso tramite lo stand, che era un poggia monitor, che dentro c'aveva un modulatore TV, ci attaccavi l'antenna e tramite uno switch potevi switchare se vedere il Commodore 64 oppure la TV, e c'era pure un telecomando, e quindi trasformava proprio il monitor della Commodore in un televisore. Molto molto comodo. Anubi e Felix, guardate, cioè vi sto facendo vedere, stiamo sfogliando insieme questa bellissima opera. Il 64 ha un codice video, scopriamolo insieme. Guardate il codice video, questo sarebbe il codice ASCII, però è ASCII Commodore, dovrebbe essere, e infatti questo è il CHR dollaro. I computer che usano il Commodore, i computer maniaci che usano il Commodore 64 sanno l'importanza della grafica per questo fantastico home computer. Sanno che il loro elaboratore non usa per memoria del video gli stessi caratteri che vengono usati per i programmi. La gran parte dei computer memorizzano i caratteri in un codice standard chiamato ASCII, vedi? Mentre i Commodore usano una versione più estesa di questo ASCII per tutto tranne che per la rappresentazione dei caratteri della memoria video. In queste pagine presentiamo, infatti con le POC poi si poteva accedere ad altri caratteri, che sono quelli che stavano sotto ai tasti del Commodore 64 e che ci permettevano di disegnare tutte le varie cornicette, tutte le varie aspetti grafici in modalità testo. Quindi noi lavoravamo in modalità testo, quindi non attivando la modalità grafica utilizzata dai giochi, però in modalità testo avevamo tutti questi caratteri espansi che stavano poi sotto, in basso sul tasto disegnati, ci permettevano di dare un aspetto grafico in modalità testo. Pensate un po', questa era una particolarità appunto del Commodore 64. Mi sembra che ce l'aveva pure il VIC-20, tutto questo ASCII esteso, chiamiamolo così. Bellissimo, bellissimo, e mi fa piacere anche che qui sia stato ricordato l'ASCII esteso Commodore prerogativa. Guardate un po', qua c'è la rivista che si chiamava solo Program e non Special Program come questi qua. Vedete, il logo è molto simile, però i colori sono diversi. Qui i colori, come vedete, sono giallo, verde, azzurro e blu scuro. Qua invece per la rivista Program si parte direttamente dal blu scuro, viola scuro, poi c'è un rosa e un arancione, tutto però su sfondo verde, mentre qui è su sfondo arancione. Vedete, i special program sono su sfondo arancione. Ok, poi ovviamente la mia telecamera mette i colori come gli pare a lei. Comunque lo scalatore pazzo, altro programmone in basic da copiare. Ok, la bottega del chip non può mai mancare. Vediamo qua che vendevano. VIC-20, vendo cassette per Commodore 64 contenenti ciascuna 5 giochi, 20.000 l'una. Mazza, se faceva pagare questo, minchia. Alcuni esempi: Buck Rogers, Zaxxon, Pole Position. Vendo VIC-20, vendo e scambio cartucce
per Commodore 64. Vendo espansione 8K RAM per VIC 20. Vendo e cambio programmi per VIC 20. Compro cassetta, compro cartuccio espansione da 16K o superiore per VIC 20. Questo era qualcuno che usava il VIC 20 parecchio per programmare. Antonio, io poi questo dovrei vedere, come vi ho detto all'epoca c'era anche il mio annuncio. Vendo per VIC 20 cartuccia Gorf. Allora, il gioco più bello secondo me uscito per VIC 20 è proprio Gorf con la R, no Golf, è Gorf. Era un gioco simil spaziale, molto molto bello, che poi uscì anche per Commodore 64, sempre su cartuccia, ce l'ho anche per Commodore 64. Guardate che belle queste pagine, poi stampate così con questo inchiostro, veramente il rosso è un bel rosso, la mia fotocamera non lo rende, ma sembra quasi un arancione, ma questo è rosso, quasi rosso Ferrari, rosso fuoco, ok? Che bello, una sorpresa. Le sorprese per chi legge la nostra rivista sono all'ordine del giorno, ma quella di questo mese ha qualcosa in più di più di una semplice novità. Infatti, grazie ad un gemellaggio con program e special program di cui vedete ogni tanto la pubblicità sulla nostra rivista, siamo in grado di offrire anche ai nostri lettori la possibilità di iscriversi alla nascente Program Club, un'iniziativa carica di piacevoli novità per chi vorrà aderirvi al più presto. Per sapere qualcosa di più dell'avvenimento vi rimandiamo alle pagine interne e alla compilazione dell'apposito tagliando. In questo numero abbiamo anche inserito un succinto esame di tutto ciò che può fare un Apple IIc, il simpaticissimo computer della casa della mela che così tanto successo ha avuto. Buon divertimento. E ovviamente qui si cominciava a parlare, cioè Steve Jobs aveva cominciato a far parlare di sé, insomma, già gli Apple stavano facendo la storia, si scavavano la loro storia. L'Apple II è stato un precursore di quello che adesso è l'iPhone, tutti quanti con l'iPhone, con questi computer Apple bellissimi che funzionano benissimo, col sistema operativo stabilissimo che non si blocca mai a meno di problemi hardware. Guardate, vado un po' veloce, se no qui ci mettiamo i secoli. Vedete, poi ci sono anche le classifiche dei giochi, top 30. Vedi sul podio Daley Thompson Decathlon della Ocean Elite, e poi c'è Daley Thompson's Decathlons della Ocean sia al primo che al terzo posto, perché al primo posto c'è quello per lo Spectrum e al terzo posto c'è quello per Commodore 64. Che spettacolo, ragazzi. Beach Head, mamma mia, che ricordi, che ricordi. Ecco, nasce Program Club e qui praticamente parla di questo club che nacque all'epoca, chissà che fine ha fatto, io non ci ho mai aderito. Play Games e Special Play Games, ed ecco qui l'articolo sull'Apple IIc, vedete? Madonna, che ricordi, ragazzi, che ricordi. Io l'ho vissute queste cose, le ho vissute in prima persona, molti accessori per l'Apple IIc. Guardate che pure queste piccole rivistine così che magari noi neanche, perché noi eravamo, io magari ero un po' più patito e mi andavo un po' a cercare qualche articoletto così un po' più particolare, però eravamo ragazzini, eravamo giovani e ci interessava quasi più la cassetta con i giochi, andavamo subito shift run stop e vai, carica il gioco subito, e ste riviste venivano quasi sottovalutate, a meno che non c'era qualcun altro come me che a me non piaceva tanto giocare, lo sapete, mi conoscete, io mi sono studiato praticamente quasi tutti i programmi di linguaggi di programmazione dell'epoca, quindi mi piaceva molto più programmare, anche se non ho mai fatto un gioco, però ho fatto un sacco di programmi,
non ultimo, ve lo dico sempre, ve l'ho sempre fatto vedere, quello di archivio sia dei giochi per Commodore 64 e Amiga, che ce n'avevo migliaia, e ce n'ho ancora migliaia, e sia per l'archivio dei vinili, lì ce ne sono alcuni di vinili, archivio di qualunque cosa. Io all'epoca c'avevo tutto archiviato, anche le cassette, le audiocassette erano tutte numerate e archiviate per andare a cercare, a trovare. Anche di cassette ce n'ho migliaia, le videocassette erano tutte numerate e io sapevo dove andarle a prendere. Adesso ho centinaia di DVD senza numero, ho tutti i CD audio non numerati, però all'epoca, forse perché c'avevo pure più tempo, io facevo i programmi e mi andavo ad archiviare, mi facevo il programma personalizzato a seconda di quello che andavo ad archiviare. Guardate Pupsi, che spettacolo ragazzi, Allora vado un po' più veloce, vediamo se c'è qualche altra cosa. Vedete, in edicola il numero 14 di Program, vedete, con altri 10 videogiochi che girano sul VIC-20 e sullo Spectrum. Poi invece Special Program era 64 e Spectrum 48K, però all'epoca la prima rivista si chiamò Program. Ok, ecco l'elenco degli ultimi iscritti. Vedi qua, mazza, all'anima della privacy, qua ci sta nome, numero di telefono, indirizzo, la legge sulla privacy proprio alla grande, cioè, ma come caspito, boh. Nome, cognome, indirizzo e numero telefonico, ci manca solo il codice d'avviamento postale. Ragazzi, è una cosa incredibile, in barba alla privacy. Guardate, qui c'è una lista di persone con nome, cognome e numero telefonico. All'epoca la privacy proprio non c'era. Vabbè che pure qui nella bottega del chip, vabbè, questi sono annunci, quindi uno deve mettere dove ti devo contattare. Quindi vendo favolosi giochi per Commodore 64, tra cui Decathlon, Pole Position, Girus, Donkey Kong a lire 1.500 l'uno o lire 7.500 per 10 giochi. Accorrete numerosi, accorrete numerosi. Allora, che cosa vendiamo qua? Vendo programmi per Commodore 64, prezzi trattabili a seconda della quantità richiesta. Cerco stampante Commodore 801 bianca, 803 nera, e cambio con 400 programmi su nastro o disco. Vendo Commodore 64 con 40 fra i migliori videogames per il suddetto computer a lire 50.000. Vendo programmi per Commodore 64 a prezzi favolosi, favolosi, che ve lo dico a fare. Vendo programmi per Commodore, qui già si era sviluppato, cioè qui eravamo proprio all'apice, qui era proprio da ridere, ed era l'epoca anche di Porta Portese a Roma, che era pieno di pagine. Vendo, scambio programmi, infatti la rivista poi venne chiamata Vendo, compro, cerco, trovo, vedi? Vendo, compro, cerco, trovo non ho mai capito a che serve. Comunque vendo, compro e cerco erano le tre voci. Se io, vabbè, tra compro e cerco, vabbè, erano molto simili, ma trovo non ho mai capito. Ma vabbè, comunque pagine e pagine, guardate, guardate, pagine e pagine dedicate al mercatino, ma veramente una cosa. E qui vedete già pubblicità anche di Special Program, Commodore 64 e Spectrum 48K. Ok, andiamo avanti, vediamo se c'è qualche altra cosa. Io sfoglio la bottega del chip, compro programma di scacchi per C64, cerco, vendo, compro, cerco, trovo. The Way of the Exploding Fist, guardate, questo era uno dei più bei giochi di karate che siano mai stati programmati su qualsiasi console, secondo me. Hacker, i pirati del computer, memory del film War Games e giochi di guerra. E allora c'erano gli hacker. Oh, guardate tutte le testate. Qui c'è program, special program, MVC 7, special program e special play game stop. Ok, questo mese in edicola, guardate, usciva una marea di roba, però tutte le riviste erano per Commodore 64, tranne, ecco, Program, che era per il VIC-20. C'era pure, vedete, Program, qui dal 2 gennaio, formula nuova,
5 giochi VIC-20 e 5 giochi per il 64, mentre i Magnifici 7 erano tutti per il 64. Special Program abbiamo detto metà 64, metà Spectrum 48K, e poi c'era Top Play Games Commodore 64. Ma veramente questa è stata un'epoca veramente molto molto bella. Allora, le scansioni, come vedete, io leggo e riesco a leggere benissimo, quindi parliamo un po' dell'opera. Pesa una tonnellata sto coso, Allora, le pagine, come vi ho detto, guarda, qui ci stanno un po' di pubblicità di Special Program. Le pagine sono stampate molto molto bene. C'è anche, vedete, alla fine c'è l'importanza di preservare la memoria a 8 bit, e c'è tutto un articolo di Raffox di Ready 64. E poi c'è Giuseppe Di Lillo. Eccola la dedica, ha trovato lo spazio per metterla, Buona retrolettura, quanto mi fa piacere la dedica 17/2/2023. Buona retrolettura. La dedica con la firma di Giuseppe Di Lillo. Grazie mille Giuseppe, cercavo appunto la dedica che mi avevi detto di aver fatto. Guardate qui tutte le immagini dei giochi, e domani poi andremo a sfogliare il volume 2. Il volume 2, che belli, guardate. Oh, la Ocean c'aveva questo logo, la Ocean, molto molto bello, e ha fatto un sacco di giochi, uno più bello dell'altro, la Ocean. Qua si parla del mouse MS2000, il mouse faceva il suo ingresso soprattutto con Amiga. Fece l'ingresso in campo il mouse. Come mantenere in buona salute il vostro computer, perché cominciavano a esserci i primi PC con hard disk, anche se molto piccoli, e quindi bisognava già all'epoca mantenere sempre il computer in ottime condizioni. Critical Mass, Wargames, mamma mia che spettacolo queste riviste, ma ottimo il lavoro che poi ha fatto Giuseppe. Vedete, poi qui ci sono anche le copertine per le cassette, che ovviamente non verranno mai più usate, anche perché andare a trovare una cassetta quota costa talmente tanto, e poi con gli emulatori e con altri sistemi diciamo si caricano i giochi. Vedete, questa era usata e c'erano i giri scritti qui, vedete, c'erano i giri da 0 a 34 giri. Astral, la fuga nella versione 3491, vabbè. Vedete, Special Play Games numero 10, che spettacolo. Perché i primi poi non li facevano le cose, poi gli è venuto in mente, ma facciamo pure, mettiamo una pagina, ci mettiamo le copertine per le cassette, e da quel momento poi tutti quanti infatti io parecchie cassette ce l'ho ritagliata dalla rivista originale, ovviamente c'avevi la rivista tagliata poi, ma non fa niente, insomma, anche perché, ripeto, è stato anche un grande lavoro quello di mettere in piedi il sito edicolo 8 bit, perché molte di queste riviste sono andate perse, sono state buttate, ma chi se le teneva oramai tutte queste riviste. Comunque, interfaccia joystick programmabile, vabbè, qui poi ci sarebbe da dirne tante altre, anche perché all'epoca poi l'hardware e le espansioni cominciavano ad uscire. Ecco, vedete, qui c'è stata addirittura la penna ottica grafica, la penna ottica che sfruttava il tubo catodico, il televisore e il monitor a tubi catodici per funzionare. Qua ci sono un sacco di classifiche, top 20, Spectrum, Commodore 64, eccetera. Ghostbusters primo in assoluto sia per Spectrum che per Commodore 64 dell'Activision. Poi c'è Booty,
Daley Thompson, Decathlon, mamma mia, sempre primo. Raid over Moscow per Commodore 64, guardate. Poi, mamma mia, ma Raid over Moscow era uno spettacolo. Attacco su Mosca, vedete? Raid over Moscow. Attacco su Mosca. Raid over Moscow. Vabbè, a me viene tanta nostalgia guardando. Vabbè. Questo poco interessa a chi guarda le mie live e i miei filmati. Va bene. Allora, questa è l'ultima di copertina, come vedete. E quindi qui dentro c'è, diciamo, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino al 18. Fino al 18. E poi di là c'è fino al 31. Ok. Quindi abbiamo visto, diciamo, questo volume 1 di Special Play Games, che comprende le riviste dalla 1 alla 18 di Special Play Games, tutte quante le pagine, quindi sono circa 600 pagine, non lo so. Sì, sono circa 600 pagine. E domani ci andremo a vedere Special Play Games volume 2. Volume 2. Ok, vedete? 2 scritto. Allora, detto questo, siamo arrivati addirittura d'arrivo anche di questa live. Vi ricordo di andare a visitare il sito www.edicola8bit.com dell'amico Giuseppe Di Lillo per vedere effettivamente le sue produzioni e soprattutto per andare a consultare in modalità digitale tutte queste riviste. Sono tutte contenute sul sito Edicola 8bit. Non solo, ma se acquistate questo cartaceo, tutte le versioni in cassetta sono sul sito Edicola 8bit. Ok? Allora andiamo avanti. Oltre al sito Edicola 8bit vi consiglio di andare a consultare classe74.it, che è il mio sito dedicato agli acquisti su Amazon. Amazon, come sappiamo, è un grandissimo bazar dove si trova di tutto, ma spesso le cose non sono ben organizzate. Io tramite il sito classe74.it ho voluto dare un ordine, ho voluto mettere in evidenza quelle che sono le categorie più utili a chi deve acquistare qualcosa su Amazon. E quindi andate a consultare il sito classe74.it perché troverete delle scorciatoie per raggiungere delle pagine di non facile reperibilità su Amazon. Detto questo, visitate anche legolando.it dove troverete tutti i vari set di Lego che sono disponibili sul sito di Amazon, così come anche Star Wars Store.it, tutto interamente dedicato al mondo di Star Wars, ok? Alla galassia lontana lontana. Esiste anche il sito www.renijstore.it dedicato alla musica, dedicato ai giradischi, agli amplificatori, alle casse, ai microfoni, alle cuffie e a chi più ne ha più ne metta. Quindi a tutto ciò che ha a che fare con il suono. Non di meno è il mondo del vinile.it, www.ilmondodelvinile.it, dedicato ai migliaia di vinili che sono in vendita su Amazon, tutti belli organizzati, vinili colorati, vinili in edizione speciale, vinili autografati, musica italiana, musica straniera. Insomma, ho cercato di dare un po' d'ordine a tutti questi vinili, e quindi li trovate tutti quanti sul mio sito ilmondodelvinile.it. ok? Allora, detto questo, non mi resta che augurarvi una buona continuazione di giornata. Sono le ore 11:29, quasi 11:30 di questo 24 febbraio 2023. È venerdì oggi, è venerdì. Quindi lasciate che io mi vada a cercare la sigla finale, Reni Retro. Ok, e così ci salutiamo. Allora, proprio poco prima di salutarvi vi faccio vedere tutti e due i volumi di quest'opera mastodontica dell'amico Giuseppe Di Lillo.
Vedete? Volume 1, volume 2, volume 1, volume 2. Ok? Detto questo, Reni Retro vi saluta, vi dà appuntamento a domani, sono le ore 11:30 precise in questo momento. Vi saluto, vi do appuntamento forse domani, no, domani è sabato, sono molto, molto impegnato, forse lunedì mattina, dai, lunedì mattina riusciremo a fare una live per andare a sfogliare il volume 2 di questi volumetti che si chiamavano Special Play Games. Ok? Grazie a tutti di essere stati con me e ci vediamo prossimamente. Grazie, ciao a tutti.